Buonasera cari radioascoltatori di Radio Libertà, bentornati in una nuova puntata della Legge del Gol. Qui come sempre al mio fianco in studio abbiamo i 4 moschettieri, alla mia destra c'ho il buon Federico Pontillo, Ciao Matteo e buonasera a tutti. alla mia sinistra c'ho il buon Marco Minerva Buonasera a tutti. e invece all'estrema destra abbiamo il buon Roberto Di Franco. Buonasera a tutti. E rieccoci 02 92 94 72 22 se volete intervenire in diretta, oppure ci potete scrivere come sempre su WhatsApp al 346 642 7756. Però se chiamate e dite la vostra opinione potete farlo allo 02 92 94 72 22. E rieccoci. Allora, in questa puntata, a parte che commentiamo un attimo anche ma quello lo facciamo dopo, nella seconda parte, e mi sa che qua nessuno ci aveva azzeccato sul sorteggio, anche se alla fine comunque in verità ci avevamo azzeccato un po' tutti su un fattore, però dopo lo analizziamo, ne discutiamo, ne parliamo un attimo. Però prima io affronterei il calendario di Serie A. È stata una giornata abbastanza ostica, sia per Inter che per il nostro grandissimo Milan, entrambi ne sono uscite sconfitte, doloranti. Forse no, lo dico senza il Milan con un pochino di incazzatura, perché era una squadra comunque che mette sempre i bastoni tra le ruote al Milan, non manca all'Inter quest'anno. Però un conto è perdere con la Juve, comunque anche se è Esatto. una Juve che si dice gioca male e tutto, un conto è perdere a Udine con l'Udinese che comunque è tosta, ma Però fa sempre male perdere il derby d'Italia, no, comunque. sicuramente, Fa però è uno sempre male. scontro più difficile. Però iniziamo a parlare un attimo, scusate, qualche radioascoltatore, magari qualche tifoso dirà: "Minchia che palle questi 4 qua", scusatemi, lapsus. Questi 4 qua parlano sempre di Inter e di Milan. Noi iniziamo sempre da Inter e Milan perché c'è un pochino più di pepe, riguardante il visto che siamo tifosi, anche iniziamo sempre da queste 2 squadre qui, però parliamo generalmente di tutte le squadre. Iniziamo dall'Inter, via il dente, via il dolore. Allora, che partita è stata? È stata una partita che doveva finire semplicemente 0-0 e ritorniamo a parlare di un tema che abbiamo già affrontato tantissime volte, veramente tante volte. Il VAR a che cavolo serve? È stata una partita di neanche beach volley, di però pallavolo, ci sono stati 2 tocchi di mano prima del gol, però al di là di quello, che una volta concordo con Inzaghi su una dichiarazione che ha fatto, perché quello che è successo è stato veramente imbarazzante. Era una partita che doveva finire 0-0, perché comunque le occasioni le abbiamo avuto sia noi che loro, però abbiamo giocato tutto sommato, nello stesso modo, cioè non c'è una squadra secondo me che ha prevalso sull'altra a livello di gioco e di però ecco, ci ritroviamo di nuovo a discutere di un fatto che è assurdo ragazzi, perché tra l'altro non c'è stato solamente un tocco di mano prima del gol, che poi tra l'altro Kostic lasciato completamente solo comunque, al di là di quello lasciato completamente solo, ehm, ma ce ne sono stati 2 di tocchi di mano, quindi questo è ancora più grave. No, io volevo solo dire una cosa sulla questione proprio del tocco di mano, che ho sentito in diretta dalla partita che è stato convalidato il gol perché non si vedeva bene, non era confermato dalle immagini che il tocco di mano c'era. Quindi se non è confermato al 100% dalle immagini bisogna convalidarlo. Ma io adesso dico, nel 2023 con tutte le telecamere che ci sono in uno stadio, è possibile che la VAR non abbia le immagini da qualunque angolo, da qualunque, cioè c'è sempre questo problema della VAR, le immagini non arrivano, le immagini non ci sono, boh. E io faccio una provocazione aggiunta, cioè nel senso, abbiamo forse delle angolazioni migliori noi da casa che guardiamo la partita, perché io comunque quando l'ho rivista, personalmente sì, l'hanno commentato anche i telecronisti, si vedeva che c'era un tocco di mano, quindi non capisco come diavolo sia possibile che io da casa che sto guardando la partita riesco a avere delle inquadrature dove capisco, ed è successo tante altre volte, che magari c'è stato un tocco di mano, magari era fallo o non era fallo, così, e quelli in sala VAR che hanno sicuramente, penso, più tecnologia a disposizione dei sottoscritti che guardano la partita a casa, non riescono ad arrivare a una decisione simile. No, io prima di lasciare lo spazio a Fede che secondo me avrà qualcosa da dire, dico: vabbè, quello che avete detto voi è giustissimo. Io volevo "giustificare" tra virgolette l'arbitro. Non so voi come la pensate, perché
Vista in velocità, magari ci può stare che l'arbitro non abbia visto il tocco di mano, perché comunque anch'io da casa inizialmente non ci avevo fatto più di tanto caso, poi con i replay l'ho visto, quindi l'arbitro volevo giustificarlo, il VAR non si sa più cosa dire ormai, cioè cosa serve? Cosa serve? No, più che altro era più netto il tocco di Vlahovic, anche quello di Rabiot, però nel senso nelle inquadrature che facevano vedere a casa, quello di Rabiot effettivamente non si percepiva, anche perché si sono concentrati inizialmente solamente su di lui. Su Vlahovic però dopo quando l'hanno fatto vedere, cavolo, Vlahovic la tocca proprio con questa parte qua del braccio per chi ci sta seguendo da casa. Ma allora sull'azione del gol penso ci siano poche parole, nel senso che sì, son d'accordo che magari l'arbitro non l'abbia visto sul momento, però la VAR è incredibile come non abbia immagini per poterlo vedere, perché più che altro è che la settimana prima la Juve ha fatto la stessa cosa con la Sampdoria, con un gol di Rabiot che era un tocco di mano nettissimo, involontario, gliel'hanno dato, la settimana dopo succede la stessa cosa. I tifosi juventini si lamentano di quello che è successo con la Salernitana, che giustamente si lamentano perché gli è stato annullato un gol regolarissimo perché non c'erano le immagini di Candreva che teneva in gioco tutti, adesso non parlano. Io spero che tutti siano d'accordo sul fatto che quello è un tocco di mano ed era un gol da annullare, perché non penso ci sia molto da dire su quell'azione lì. Diciamo che tanti dicono: ma è involontario". Sì, ma senza un tocco di mano così, Rabiot non la stoppava probabilmente neanche quella palla là e nemmeno Vlahovic e l'azione cambiava. Poi la sconfitta comunque non doveva esserci, perché comunque tu hai subito un gol, va bene, però sei primo tempo, stavi giocando anche bene, devi rialzarti e devi vincere perché hai tutto un secondo tempo più una gran parte del primo tempo. Mi lamento un po' con l'arbitro perché ci sono stati dei falli che non sono stati sanzionati secondo me col giallo, tanti anche prima del gol, e poi dopo che succede una cosa del genere secondo me l'arbitro perde completamente il gioco, completamente il pallino della partita e basta. Però questo non significa che l'Inter doveva perdere, perché quella è una partita, come ha detto Matteo, da 0-0, perché non è stata questa grandissima partita e quindi mi scoccia, però purtroppo è andata così. Io dico solamente una cosa e vi voglio chiedere anche un attimo un parere sulle dichiarazioni di Allegri stavolta, visto che parliamo anche spesso delle dichiarazioni degli allenatori. Allegri ha detto non mi fa inerente ovviamente al tocco di mano di Rabiot, ha detto: "Non mi fate arrabbiare, c'è il VAR e le decisioni vanno accettate. Gli episodi si prendono nel bene e nel male, noi non facciamo tanto casino, siamo dei signori e accettiamo. Meno parliamo degli arbitri, più li facciamo lavorare sereni". Ma Sì, allora detto da lui fa che ha ridere. tutti Dai. i giocatori, tra l'altro aneddoto, al momento del gol tutta la panchina della Juve si è alzata, compreso Bonucci, dicendo: "Questo è tocco di mano". È uscita questa indiscrezione qua. Quindi, cioè, di là di quello, loro hanno tutti i giocatori che ogni volta che l'arbitro prende una decisione, vedi Bonucci è sempre a testa con l'arbitro, è Cosa avevi, sempre a una spia protestare. nella panchina Ma della Juve? no, no, è uscita l'indiscrezione, è uscita. Noi delle leggi del gol siamo ovunque. Ogni volta c'è Bonucci che va contro l'arbitro, va contro i giocatori, tutti i giocatori della Juve che circondano l'arbitro, quindi diciamo che magari quello che parla meno è sempre Allegri, questo è vero, bisogna dargliene atto, però proprio lui che mi viene a dire queste cose qui, cioè fa un po' ridere, che loro son signori, fa un po' ridere. No, io volevo dire una cosa sulla partita. Io l'ho vista e mi aspettavo di più dall'Inter, devo essere sincero, ma per il fatto che comunque giocava anche in casa, e poi secondo me perché vabbè, come rose devo dire la verità si equivalgono, cioè comunque la Juve è forte come rosa, l'Inter è forte, lo sappiamo, e giocando in casa mi aspettavo di più a livello di gioco e anche di occasioni create dall'Inter, devo essere sincero. Quindi secondo me Inzaghi non l'ha preparata proprio benissimo. Poi c'è quell'episodio lì che comunque decide la partita, perché, possiamo dire quello che vogliamo, ma se, la Juve non va sull'1-0 è tutta un'altra partita. Magari finisce così, magari la Juve la vince lo stesso o magari la va a vincere l'Inter poi, però quell'episodio incide. Per quanto riguarda le dichiarazioni d'Allegri, sì, cioè sono delle dichiarazioni che fanno tutti gli Sì, sono allenatori. cose di circostanza. Esatto, frasi di circostanza che vengono dette, ma e poi se mi ricordo bene Allegri
è pure andato negli spogliatoi prima che finisse la partita, Sì, perché ma era poi era 10 lì minuti che, prima. era lì che Esatto. si lamentava perché ogni fallo veniva fischiato sempre a favore dell'Inter, e lui diceva non fischiate mai a favore della Juve, fischiate sempre a favore dell'Inter. Esatto, quindi comunque tutti gli allenatori si lamentano, poi chi più chi meno, quello sì, però tutti gli allenatori si lamentano. Ma che tutti gli allenatori poi si lamentano, su questo concordo, però m'ha fatto ridere solamente la frase: "Noi siamo dei signori", come per dire gli altri sono invece no, cioè non mi verrebbe da dire grazie anche loro, come ha ricordato Fede, in questo periodo hanno avuto degli episodi sfavorevoli, però ragazzi, adesso veramente io lo dico col cuore in mano e mi dispiace dirlo per i tifosi juventini, perché capisco se fanno un attacco alla mia squadra, anzi ho provato solamente, un certo periodo l'anno scorso a sentire questo tipo di attacco, no, che eravamo dei ladri per quello che era successo nella partita contro il Toro, per il fallo di Ranocchia su Belotti, e su un altro episodio che c'era stato l'anno scorso che dicevano l'Inter è favorita, l'Inter la volevano fare prima che il Milan vincesse lo scudetto ovviamente, l'Inter è favorita, insomma come se ci fossero delle magagne sotto, e non è bello da tifoso dire, perché è come se ti togliessero dei meriti Però devi avere sostanzialmente. l'umiltà di stare zitto e dire vero. Esatto. Purtroppo è da dire, ma la maggior parte di loro non hanno, perché tendono sempre a giustificarsi. Perché io sono il primo a dirti, la partita con la Salernitana, erroraccio della VAR, quella era una partita che la Juve doveva Ridicolo. vincere, punto, Sì, senza sì. dire niente. Come magari l'anno scorso il Milan, per esempio, col fattore dell'Udinese di Rebic e quant'altro, sono il primo a dire erroraccio dell'arbitro e punto e stop. Poi sì, uno può dire però devi vincere lo stesso, però quello è un errore, eccetera. Quando succedono 'ste cose bisognerebbe stare zitti e dire: "Sì, è vero, punto e stop, basta." Tanto non è che se dici è vero, cambiano il risultato, quello è ormai, quindi che dici sì o che dici no, almeno sii obiettivo, di: "È vero, hai ragione, basta, punto e stop." No, ma io volevo arrivare a un altro discorso anche, cioè con loro obiettivamente ragazzi nelle partite importanti, anche in quegli anni in cui hanno vinto di fila gli scudetti, quanti episodi ci sono stati veramente dubbi. E casualmente vi dirò la verità, capitavano sempre, perché è quello che ti fa storcere un attimo il naso, capitava proprio in partite di cartellino, 1, in partite in cui magari erano anche in difficoltà e sembrava quasi fatto apposta. Ragazzi, noi ci dimentichiamo 2 anni fa, ma anche col Milan è successo un sacco di volte, ma 2 anni fa ragazzi c'è stata una partita, ci hanno preso per il culo tutta l'Europa, tutto il mondo, per la partita tra Inter e Juventus, eh. Ci hanno preso per il culo tutto il mondo, per come era stata arbitrata, per le assurdità che ci sono state in una singola partita. È veramente assurdo. Quindi sentirmi dire: "Noi siamo dei signori, non ci lamentiamo", così, cioè, concordo con te Fede, altro che umiltà serve. Cioè ragazzi, facciamoci un attimo anche un esame di coscienza. Io capisco che è sempre brutto avere magari delle cose sfavorevoli contro, delle decisioni arbitrali contro, va benissimo, come il caso della Salernitana, però anche quante a favore ce le hanno avute. Dai, su. Vabbè, poi penso ci sia poco da aggiungere. L'unica cosa, sono d'accordo con Marco, che magari sulla partita, analizzando proprio la partita, la prestazione da entrambe le parti non è stata poi il massimo, ma per entrambe, sia l'Inter che la Juve. Sicuramente magari l'Inter poteva fare di più perché doveva ribaltarla, poi avrà pesato psicologicamente il gol perché c'è stato anche l'errore arbitrale, non lo so, però poi non saprei se può essere quello, però vabbè, è È andata sempre così. quello il problema, è sempre quello. Cioè voi avevate perso 3-1 con l'Udinese, okay, noi lo sapevamo, era per prendere 3 punti di distacco, non abbiamo la Vabbè, poi mentalità. non parlare di questo con noi, No, no, perché no, noi no. settimana scorsa l'Inter è andata male, abbiamo pareggiato con la Ma Salernitana in lo so, casa. ma appunto, ma lo si può anche per la carità, l'abbiamo detto più volte anche il Milan, però noi non abbiamo proprio questa mentalità di dire: "Cazzarola, il Milan è andato a perdere con l'Udinese, okay, siamo contro, una big, è il derby d'Italia, è una partita di cartellino, ma cazzarola, ma diamoci l'anima, Ma diamoci il problema l'anima". è l'allenatore è il problema di questa. Comunque questo ti fa capire perché il Napoli quest'anno è sempre più favorito, perché dietro non ha proprio nessuno che continua a correre, perché si ferma Questa uno. cosa la diciamo da mesi ormai. La dico, la No, dico, la no, dico. Poi no, qualcuno no, vediamo dopo. no, no, La dico da inizio no. anno. Tu dici La che il Napoli dico, vince, ma io ho detto che quelle dietro fanno schifo. Ho la tradotto. dico da inizio, la Bisogna dico, dare però quel che di la Cesare a dico. Cesare, ha ragione Marco. Certo, sì, Bravo, infatti certo, ti sì. stavo già Roberto, per per dire. favore.
No, Roberto. No, allora, devo dare atto a Fede che diceva che il Napoli avrebbe vinto, però secondo me, che mi ricordo sulla cosa delle altre dietro che non vanno, era Marco, io l'ho No, sentita. ma non è che è Ma così. Siete dicevamo tutti, lo parenti di Agnelli? Eh? Tutti quanti No, parenti di siamo Agnelli parenti che io e lui, comprate? siamo parenti io e lui. Ah, ok, ho capito. No, però del fatto che il Napoli potesse vincere lo scudetto, è vero, solamente Federico diceva che c'erano delle buone probabilità, eravamo tutti qua che diciamo in forse, però quello che dicevamo e che sottolineavamo un po' tutti, che abbiamo riscontrato che alla fine questa costante è che dietro ci sono delle squadre che sono completamente altalenanti. Più che altro, adesso su questi 2 episodi della Juve sembra che sia fatto apposta perché adesso aleggia la cosa che dovrebbero togliergli, cioè ridargli 15 punti. Quindi la Juve coi 15 Eh. punti sarebbe seconda da sola, vabbè, molto distante dal Napoli comunque, a meno che non tolgano qualche punto al Napoli, non si sa, può anche essere fan vincere la Juve lo scudetto, sai, e che sa quanti suicidi giustamente. Però Ragazzi, Si sembra sono fatto già apposta. tatuati lo scudetto i Appunto, però napoletani. sembra fatto apposta, cioè nel senso sembra proprio che proprio perché devono rimettergli i punti, loro devono essere secondi e quindi devono essere aiutati, perché anche con la Sampdoria il gol di Rabiot comunque erano 2 pari. Poi anche Stankovic ha detto: "Poi avremmo magari anche perso, va bene, però intanto non sei 3-2, sei 2-2". Sai, cambia la cosa, ma anche la morale. Comunque se dovesse succedere quello che hai detto tu Federico, io penso che nei libri di storia, negli annali anche, entrerà e ci sarà una marcia da Napoli fino a Torino Ma nel infatti, ma non so se caso avete sarà visto, c'è stato anche lo studio di come la Juve rimonterebbe il Napoli. sì. C'era proprio il foglio con tutte le partite che avranno Juve e Napoli trasferta in casa, così la Juve praticamente le vince tutte, il Napoli fa una serie di pareggi incredibile e la Juve passa prima e vince il No, campionato. io peggio, io invece ho visto una statistica dove dice che il Napoli vincerà lo scudetto a Torino contro la Juve proprio, perché se il Napoli continua così e quelli dietro vincono, ovviamente il Napoli vincerà lo scudetto fra 5 giornate, che è a Torino con la Juve. Cioè, quindi non so come va a finire là. Beh, là già adesso io oggi già ho visto che hanno rifatto tipo il Vesuvio con la lava che scendeva per festeggiare il campionato, ho visto tutte queste, sono già festeggiamenti, sono già partiti ormai. Però cari tifosi napoletani, aspettate a cantare vittoria Il Monza vince lo scudetto quest'anno, ve l'ho detto. che magari arriva la Juventus che vi soffia lo scudetto e lo mette in quel posto, sai no, fra i 3 litiganti, il terzo Beh, gol. guarda, non è cioè veramente, perché Tra i adesso 2 c'era litiganti. un'indagine sul fatto che lo scambio Osimhen, È quello. il giocatore del Lille pare non sia mai arrivato in Francia e quindi sai, poi magari può anche essere che lo vince e come si dice, e a fine campionato ci sono le indagini eccetera, tolgono i punti, quindi lo danno alla Juve tipo scudetto di cartone nostro, come dicono in tanti, no, e Oppure quindi lo danno alla terza, quindi l'Inter. beh, così sarebbe ancora più bello. Ed è il Sarebbe e bellissimo. ti immagini sentir dire loro: "Il secondo scudetto di Sì, cartone". sì, 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 è Mamma il mia. secondo scotto di cartone. Comunque io mi concentrerei anche su questa partita, cioè Udinese-Milan, visto che Andiamo abbiam alla parlato Champions quindi? Parliamo di esatto, Champions. parliamo di Champions League. Ragazzi, però un plauso va fatto a Zlatan, che è il giocatore più anziano A sbagliare i rigori, sì. a sbaglia Esatto. Perché non li sa Vero. tirare i rigori. però è il giocatore più anziano che ha segnato in Serie A. Io ho guardato Marvin Vettori sabato sera, la partita non l'ho vista, quindi dovete dirmi voi com'è andata. Però è un campione, non c'è No, poco da sulla dire, cosa è fa vero, salto che sulle poi spalle. sentivo dalla telecronaca che Costa Curta l'ultimo gol, quando era diventato il giocatore più anziano a segnare in Serie A, l'aveva fatto a Udine su rigore, anche lui se non sbaglio. L'aveva in casa con l'Udinese comunque, poi lui l'ha fatto sempre con l'Udinese sbagliandolo prima. Coincidenze? Io non credo. Sulla partita comunque io veramente, cioè, penso che ci sia poco da dire, è veramente una partita imbarazzante da parte nostra, deludente al massimo, ma da parte di tutti, cioè io non salvo nessuno, non siamo mai stati pericolosi, mai, erano un giro palla sterile, inutile, quando avevamo palla noi, loro invece cercavano di ripartire, ci hanno sempre fatto rischiare, hanno provato a fare qualcosa e sempre ci siamo preoccupati perché comunque arrivavano sempre in area o comunque cercavano di fare qualcosa di pericoloso, ci trovavamo magari in inferiorità numerica dietro e cose del genere, quindi veramente una brutta partita e sono
ormai continue le brutte prestazioni nostre, le brutte figure che stiamo facendo da gennaio a questa parte, che stanno capitando tante, quindi veramente male male, c'è da preoccuparsi adesso per l'andare avanti della stagione e per il posto in Champions soprattutto. Sì, beh, hai già detto tutto te. Io l'unica cosa che volevo aggiungere, che è una critica nei confronti di Pioli, e poi mi dite se siete d'accordo con me o meno. Io dico, il tuo giocatore più forte qual è? Leao. Leao dov'è che gioca bene? Esterno, largo sulla fascia, che punta all'uomo, lo salta, dribbla, fa quel cazzo che vuole, scusate il termine. Adesso noi giochiamo con sto modulo qua, 3-4-2-1, si Sì, capisce che che deve fare cavolo di l'esterno a tutta modulo è. fascia. No, dove deve giocare accentrato, dietro la punta, ma dietro la punta, e lo sanno tutti, questo non ve lo devo dire io, in mezzo al campo è dove c'è più gente. Leao lo devi isolare, non devi metterlo dove c'è più gente, perché quando ha l'isolamento nell'1 contro 1 ti salta qualsiasi avversario. Infatti non è una casualità, Leao da quando il Milan ha questo modulo ha fatto 0 gol e 1 assist in 7-8 partite. Quindi cioè, secondo me tu la squadra la devi fare sui tuoi giocatori più forti. Poi ovvio, cioè puoi limare qualcosina, però i moduli e come gioca la squadra la devi basare sui tuoi giocatori più forti. Ah, io son d'accordo, anche perché dovresti comunque magari non basare proprio tutto sul giocatore, però comunque cercare di far uscire al massimo le caratteristiche migliori da ogni giocatore. Se vedi che soprattutto su quelli più forti, se vedi che Leao comunque le sue caratteristiche le abbiamo sempre sapute tutti, sono sempre andate bene col modulo di prima o comunque con lui che gioca esterno, infatti poi ha cambiato modulo anche con l'Udinese, siam tornati con la difesa a 4, ha giocato esterno. Non dico che ha fatto bene perché ha fatto male comunque, però qualche spunto in più comunque l'ha avuto, quindi già lo vedi che è diverso averlo esterno che averlo dietro la punta che non serve a niente. Ma quindi può essere magari il fatto che Pioli abbia perso completamente la bussola, diciamo così, adesso La nel. testa, la No, cabeza. più che altro che comunque si è visto un Milan, vabbè, gennaio ovviamente mese nero, poi son tornati dei punti di riferimento importanti, sembrava che ormai fosse rinato, adesso togliamo la Champions League, comunque Champions, vabbè, ha fatto le 2 partite di Quarte. Champions buone, campionato 1-2 okay, e poi dopo sembra ricaduto quasi nel baratro, perché comunque c'è la sconfitta di Firenze, il pareggio di Salerno e la sconfitta con l'Udinese, quindi sono 3 squadre, comunque abbordabili per il Milan, Certo. cioè perché comunque l'Udinese, la Fiorentina, ostica, per carità, però abbordabili per il Milan. Io invece metto una nota positiva per Pioli su un discorso, che allora la differenza intanto sicuramente sta facendo degli errori, nessuno lo mette in discussione, perché anche col derby, quello che hai detto anche tu Marco, io concordo con ciò che hai detto, è assurdo. Così, sicuramente sta facendo degli errori, però comunque quest'anno un altro obiettivo, è riuscito a portare dopo tantissimo tempo, dopo tantissimi anni, il Milan ai quarti. Uno potrebbe dire: però tu critichi Inzaghi, sei un forte critico di Inzaghi e lo stesso allora vale per Inzaghi. Allora anche Inzaghi t'ha portato l'Inter. Okay, però secondo me è una questione diversa. Vi dico anche il perché. Perché a Pioli bisogna dar merito di una cosa che è riuscito a creare un gioco nel Milan, un gioco che funziona. Che ha funzionato l'anno scorso e ha funzionato in alcune circostanze quest'anno, così. Ehm Inzaghi che gioco ha dato all'Inter, obiettivamente? Cioè, io penso, e dico questa cosa qua, è il mio pensiero personalmente, in Champions League, se siamo arrivati dove siamo arrivati, secondo me, non è un sicuramente c'è un merito anche dell'allenatore, per la carità, non lo voglio mettere in discussione, però un grande merito più dei giocatori, secondo me. Perché anche per come siamo arrivati noi quarti, la differenza fra noi e il Milan, okay, stiam parlando di 2 avversari completamente diversi, uno era il Tottenham e l'altro era il Porto. Il Tottenham quest'anno non è il Tottenham di te però comunque è chiara la differenza, anche di come son state giocate gli ottavi di finale fra Inter e Milan. Quindi secondo me la vittoria in Europa sono riusciti a portarla a casa i giocatori, secondo me, non l'allenatore, a differenza secondo me che col Milan è un miscuglio, cioè è il giusto, cioè nel senso sia i giocatori che han giocato un'ottimissima partita, però anche Pioli, secondo Secondo me. me il problema di Inzaghi non è tanto il gioco, ma è la mentalità. Sì, Perché tutte comunque e 2. l'anno scorso il gioco era anche più bello di quello di Conte, perché giocavi. La differenza è che in determinate situazioni vedevi la mentalità, cioè io mi ricordo per esempio il primo anno di Conte, l'Inter che stava perdendo 2-0 il derby,
rientrano dagli spogliatoi, finisce 4-2. Oppure un Inter che Col lo gioco scudetto non intendevo ha dire giocato. mentalità anche, No, scusami, sì. io mi focalizzo su questo, cioè nel senso che Il modo di allenare io l'anno parlo. scorso l'Inter giocava bene a calcio, in molte situazioni, a calcio giocava bene. Perché partite con Real, partite con Liverpool, l'Inter ha fatto delle grandissime partite. La differenza stava, e non in quelle partite, perché quelle partite tu puoi avere mentalità, quello che vuoi, però quelli c'hanno i campioni che comunque è ovvio che ti risolvono la partita. Ma in altre situazioni è mancata la mentalità, perché anche il derby che abbiam perso, che poi ha dato il via all'ascesa del Milan, ha giocato molto bene, ma la mentalità di non chiuderla, di lasciare così. Quest'anno si è visto in tante partite, no, la prendi sotto cambio, quindi magari giochi anche bene, crei, però la mentalità di non chiuderla, come con lo Spezia. Hai Cioè, ragione, ma hai il ragione, problema di hai Inzaghi ragione. secondo me principale è la mentalità, Anche il perché? gioco. Perché non ha, ma io non mi concentro sul gioco, perché secondo me gioca anche meglio di determinate partite del Milan, come il Milan determinate partite gioca meglio dell'Inter. Il problema è proprio che non ha una mentalità da allenatore di una squadra dai primi 4 posti, che però lotta per lo scudetto, io parlo. Perché adesso se tu guardi, metto un esempio, guardi Spalletti, è proprio Spalletti secondo me ha sempre giocato bene. Poi c'è anche l'anno che comunque, gli va bene tutto quest'anno a Napoli, che è così. Però guardi anche Allegri quest'anno non sta facendo un grandissimo gioco, no, però sul campo, adesso mettendogli i loro 15 punti, loro sono secondi. Comunque in Europa non è andata bene, però a livello di mentalità in Serie A, parlo, gioca la Juve. Scusate se vi interrompo, dobbiamo andare in pubblicità, quindi mi raccomando cari radioascoltatori, rimanete sintonizzati qui su Radio Libertà, ci risentiamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
E ben ritrovati cari radioascoltatori qui sulla Legge del Gol a Radio Libertà, dopo una bellissima canzone del buon Basco. No, ritorniamo un attimo al punto. No, io concordo con quello che hai detto tu Federico, no, io dentro la parola Tu gioco non mi sono capisci un ma cazzo, quindi stai smettila, ma zitto e smettila, basta. scusatelo ragazzi, si fa un pochino di Che volgarità. ma è veramente un essere Anche tu stai spregevole, zitto perché non capisci niente, solo il mio amico Roberto capisce. è un Grazie. essere spregevole, volgare, abbiamo un essere volgare in studio, che abusa di alcol frequentemente, È un non si abuso vede. di potere. No, che ho le visite per le cose che poi se sentono pensano veramente Le che abusano, mi cose, danno non si può dire. alle sue cose Non anche, si può avete dire, capito? non Sta si può facendo dire. un'operazioncina Non e si può dire che poi se no sentono magari pensano che non mi sentono danno... magari il pazzo, è il pazzo. Esatto, utero in affitto del No, buon Ci però- suggeriscono dalla regia. utero in affitto. Vabbè Federico, dai, ti accettiamo ovviamente lo stesso, sai che noi siamo liberi e inclusivi. Ecco, per chi non lo vede Federico sta sorridendo e annuendo. Comunque, commentiamo un attimo, velocemente anche non velocemente, no, parliamo un attimo anche delle altre partite. C'è stato un derby, la Lazio riesce a portarsi a casa un altro derby, quindi altro duro colpo per la Roma di Mourinho, con il gol di Zaccagni al 65esimo. Tra l'altro c'è stata una pazzia all'inizio, che c'è stata un'espulsione subito di Ibañez, che si è preso per doppia munizione. E comunque non è nuovo a rovinare i derby di Roma, perché è già la terza Cazzarola. volta se non sbaglio. È già la terza volta, insomma la Roma di Mourinho è la seconda volta durante un anno che toppa un derby. Anche vero che il derby è sempre una partita aperta, qualsiasi derby sia, però a parte forse devo dir la verità, Juve-Torino, Torino-Juve, che generalmente cosa stai annuendo a fare scusami? Ha mai vinto negli ultimi 10 anni, ha mai vinto un derby il Torino? Ma devi metterti gli occhiali, mi sa, perché io non ho fatto niente. No, eri lì che Ho fatto No, così. è vero, c'ha ragione. Roberto, per favore. No, io sto guardando un'altra cosa, scusate. No, io una ti sei cosa trovato che- un compare una perfetto. cosa che volevo dirvi, che ho sentito una provocazione, diciamo qui, e più in generale sul calcio italiano, ma riguardava i due derby, il derby d'Italia e il derby di Roma. Si diceva, siccome giocavano tra le due partite, c'era il classico Barcellona-Real Madrid, dicevano che ormai praticamente, cosa che si dice sempre ormai sul calcio italiano, non c'era neanche, se qualche anno fa, tanti anni fa, c'era il dubbio di cosa guardare, adesso pur avendo queste due partite di cartello in Serie A si diceva sicuramente non ho il dubbio, cioè guardo il classico, quelle due di Serie A non le guardo perché sono brutte da vedere. Sì, beh, io volevo dire sul derby di Roma, più che una partita di calcio, mi sembra stata un wrestling. Non so, mi sembra di aver sbagliato canale, perché ogni 2 secondi c'era gente per terra, risse, panchine contro panchine. E poi Mourinho, anche lui è sempre uno che Sì, Mourinho non era in suo. panchina per fortuna, però aveva allevato il vice e gli altri della panchina per scatenarsi. Comunque, sì, io ho visto anche il derby e è stata una partita un po' così non spettacolare. Ovviamente i derby sono partite sempre un po' bloccate, quindi ci può stare. Alla fine ha vinto ancora la Lazio, sia all'andata che al ritorno, per 1-0, 1-0. Era da parecchi anni che non vinceva i due derby di fila in un esatto, che non campionato. vinceva 2 derby di fila. E il discorso che voglio fare sulla Roma è sempre il solito. Secondo me il gioco della Roma per i giocatori che ha non è all'altezza, perché comunque i rinforzi li sono stati presi, perché ha preso Dybala, Belotti, Wijnaldum, anche se è vero che non l'ha avuto tanto, però secondo me la gestione di Mourinho è sbagliata. Basta vedere quello che è successo con Karsdorp, che poi è stato riammesso, che poi adesso si deve operare, è finito la stagione. Esatto, che adesso ha finito la stagione, però è una serie di cose. Poi vedo anche troppo nervosismo da parte dei giocatori, e questo nervosismo è trasmesso dagli atteggiamenti che ha Mourinho, che per carità nell'episodio con Serra può anche aver ragione, per quello che ho letto in giro, però in generale, in linea di massima, è uno che comunque, e voi interisti lo sapete benissimo, è uno che tende sempre a esagerare, però questo nervosismo in questo caso lo sta trasmettendo anche alla squadra. Ma infatti io quello che volevo aggiungere era che un dato che avevo sentito, che se non sbaglio, come non so se come ammonizioni o come espulsioni, non mi ricordo,
però c'era la Roma prima come, se non sbaglio, espulsioni nelle partite, come cartellini rossi, che comunque questo è un dato che comunque, come quello che diceva Marco, conferma il fatto che il nervosismo lo trasmette anche alla squadra, poi lui comunque con gli atteggiamenti che ha. E poi secondo me anche sulla gestione, che tanti sentivo romanisti dopo la partita, che adesso io il primo tempo non l'ho visto, però se non sbaglio gli imputavano l'errore di aver tolto Dybala a fine primo tempo, che comunque il tuo giocatore migliore lo togli e fai tutto un tempo, anche se sei in 10 contro 11, senza il tuo giocatore migliore. Io il derby non l'ho visto perché ero allo stadio, però ho visto gli highlights e comunque mi è sembrato che praticamente la Lazio ha attaccato tutta la partita, cioè per quelle poche azioni che ha fatto le ha fatte la Lazio durante la partita, quindi alla fine meritato, come magari anche il derby d'andata è stato forse peggio anche di questo, perché non ci sono state azioni, a parte quell'errore sempre di Bagnez tra l'altro, quindi è una Roma che ha parlato troppo prima, perché quando la Lazio è stata eliminata in Europa se ne è uscito con chi esce deve stare zitto, e Luis Alberto gli ha risposto: "Han parlato troppo prima, adesso se la prendono puntini, puntini, puntini", per non ripetere. E ha ragione. Sì, purtroppo a me piace Mourinho, vabbè sono interista, Anche però ha ragione, cioè comunque quest'anno troppe volte, ma anche l'anno scorso, troppe volte ha attribuito le responsabilità all'arbitraggio. Cioè magari quando la Roma giocava male o magari non gli davano un fallo subito, colpa, qua e là, e non va bene, perché poi dai un alibi alla squadra che magari può giocar male, non far bene, si sente in dovere di dire è colpa dell'arbitro, quando in realtà tu comunque, al di là, almeno che non ci siano episodi proprio assurdi, tipo magari, faccio l'esempio, il derby d'Italia, l'episodio fosse successo al 90°, allora lì ci sta che dici: "Senti, questa è una partita da 0-0 al 90°, più di quello non posso fare". Però tante volte succede che la Roma gioca male e la squadra si sente in dovere di dire è colpa dell'arbitro, e non va bene, non è così. Cosa invece che Sarri, rispetto ai tempi di Napoli, che io mi ricordo che era un po' più aggressivo nei confronti degli arbitri, adesso sta imparando a trattenersi. E comunque la Lazio, sì, in Europa ha fatto una brutta figura, però in campionato, secondo me, per la squadra che è, per i soli 2 anni di Sarri e per i giocatori che continuano a essere sempre gli stessi e i rinforzi non sono fenomeni per quanto siano buoni, perché conosciamo lo Tito, comunque sta giocando bene. La Lazio è terza. Sì, e c'è da Cioè contare seconda, scusami. esatto, e c'è da contare che per molte partite non ha avuto Immobile, che è il loro giocatore più Tuttora, forte. esatto, tuttora non ha, comunque ha davanti a Pedro che, per quanto possa essere forte, comunque a una certa età, anche se sta andando tantissimo, ha saputo valorizzare Zaccagni, continua a valorizzare Milinkovic-Savic, perché Anche se ma non mi devi parlare sotto, sto parlando. Volevo dire che sennò poi si perde il discorso. Non è forse la miglior, forse la stagione di Milinkovic dove è un po' più, fa un po' più fatica, diciamo. Beh, come allora numeri. mettetevi d'accordo, perché lui dice che sta giocando bene, lui dice che secondo me a livello di bene, ma assist, sta giocando a un po' livello di male assist e adesso. gol ha iniziato molto meglio rispetto all'anno scorso, si è fermato, però comunque se uno guarda le partite, Ne ha già fatti tantissimi. in mezzo al campo c'è lui che gestisce il gioco proprio da capitano vero e proprio. Comunque ha rivalorizzato Romagnoli, che per quanto lo so, voi fate le facce da milanisti, per quanto non sia un fenomeno, come dicevo io, cioè comunque sta facendo il suo dietro. Provedel adesso sembra essere un nuovo fenomeno, cioè è sta il nuovo giocando. Magnan. È il nuovo Magnan, esatto. Il Magnan bianco. Beh, comunque ha fatto fino ad ora 8 assist e 4 gol, Milinkovic-Savic. Vesino che sembrava distrutto, un cadavere. Ma come un po' è un cadavere perché non è che stia Acerbi, facendo, però un po' come noi Acerbi, che comunque Acerbi sta giocando veramente bene. Infatti è titolare pure stasera con l'Italia, che tra l'altro sta giocando. È vero, l'Italia a breve dovrebbe iniziare. E quindi non lo so, cioè Comunque ci è arrivato un messaggio WhatsApp, c'è arrivato e c'è stato scritto: "Ma scusate, ma l'Inter non doveva vendere?" Ah, è vero. Cosa bella è che cosa bella per noi interisti è che il gruppo Suning pare abbia tolto completamente tutte le Fuori cose dal che riguardano cazzo. l'Inter dalle vendite, quindi non vendono più magliette, gadget e quant'altro. Quindi sembrerebbe addirittura d'arrivo forse anche una trattativa, anche perché lui dovrebbe, siccome ovviamente deve risanare il debito, dovrebbe chiedere un alto prestito che non gli concederebbe nessuno, perché penso fine 2023 o comunque maggio 2024, si parla dell'anno prossimo, deve saldare, e quindi comunque per qualsiasi caso o finisce a qualche fondo o vendi.
Sì, basta che, cioè, spero per voi che arrivi uno coi soldi, perché se arriva il fondo che è arrivato al Milan, che mette 10 milioni di euro a sessione di mercato, non andiamo ma da nessuna dicono che parte. arriva Donald Trump, arriva Sì. Donald Trump, guarda Donald, noi ti seguiremo sempre, make Inter great again, ecco, utilizziamo il Secondo suo... me, non lo so, Robby, tu cosa dici? Ma arriverà lo sceicco come Ah, al magari, City PSG magari, adesso sì. così. Magari, Magari, Ma arriva sai lo- che cazzo me ne frega di comprare plusvalenze, eccetera, compra chi vuoi, fammi compro vincere. Mbappé, Ma Haaland, sì. comprami Tanto poi lo sceicco, per gli sceicchi la UEFA fa finta di indagare, dice che indaga e poi lascia perdere, quindi ma è... Il calcio di tutti. E tu non Cioè, c'hai lo sceicco. ancora non è arrivato. Adesso abbiamo Cardinale che No, viene tu quando io lo personalmente. Sì, il sceicco. cardinale, il papa Che, abbiamo. che oltretutto oggi è andato in regione per parlare dello stadio. Bisogna vedere anche quel fronte E io lì. parlerei un attimo gli ultimi minuti che ci sono di sorteggi. Sorteggi devo dire che secondo me alle italiane è andata abbastanza culo. bene, perché io quando ho visto il primo accoppiamento, tipo ho visto il Real, il Liverpool, il Real, il Bayern Monaco e quant'altro, ho detto ecco qua capita proprio la squadra 10-0 all'andata, 10-0 al ritorno, sei fuori. Ragazzi, Real Bayern Monaco. Adesso l'hai detto, Real Bayern Monaco. Real Bayern Monaco è bella, perché molto bella. secondo me Chelsea e Bayern Monaco City. Sì, tra l'altro. È vero, tra l'altro Gaff sei un pirla. No, sei, tu l'hai vedi? detto, io sono stato Sei un zitto. pirla, no, l'hai detto Lo tu, hai detto tu. Chi Io ho che l'ha detto quando ho visto L'ha detto Roberto, lui, io ne sono andato Roberto. pure dietro, no? Sì, no, l'hai detto tu. Ma che cazzo di aiutante sei? L'hai detto tu, Teo ti è andato dietro, siete tutti e due. Io ho detto, No, quando ho no, visto i nomi io non uscire, sono- Real, Bayern Monaco, No, ho fatto i nomi, ho detto le No. italiane, Ho e lui ha capito, però detto devi dirla la virgola, se no uno non lo capisce. No. Vabbè, Comunque- allora, quando ho visto Real, virgola, Bayern Monaco, Esatto. virgola, e Manchester City, anzi, punto, a capo, inizio la frase nuova. Esatto, Ho stai attento con la pensato, punteggiatura, pensato Ci comunque spediamo all'elementare. 7-0 all'andata e 7-0 al ritorno. Invece l'Inter comunque ha pescato il Benfica, che è un avversario tosto, perché comunque quando arrivi ai quarti ci sei arrivato, non è che... E quindi la prima tra l'altro si giocherà lì, a Lisbona. Il Milan ha beccato il Napoli, che a livello di esperienza europea non ne ha, quindi potrebbe sembrare facile da una parte, però ovviamente il Napoli adesso sta giocando benissimo, quindi è difficile, anche se tanti tifosi napoletani hanno esultato, però comunque Spalletti ha detto una cosa giusta, cioè chi è esultato è stupido, perché il Milan è l'Europa con l'esperienza che ha, quindi comunque è sempre una sfida, cioè da non prendere sotto gamba, perché comunque il Milan se si mette a giocare gioca bene, cioè adesso al di là di tutto. Io dico una cosa relativamente ai sorteggi. Ovviamente le italiane hanno beccato le migliori, cioè Milan, parlo di Milan e Inter in questo caso, ma anche per il Napoli ha beccato la migliore che poteva, una delle migliori che poteva beccare. Però dico una cosa, se Milan e Inter giocano così, salutiamoci. Io la cosa che aggiungo sui sorteggi è che penso che la cosa migliore, oltre a quello che abbiamo pescato ai quarti, perché abbiamo beccato il Napoli che comunque di Serie A, l'Inter e il Benfica, abbiamo proprio la parte giusta anche per le semifinali, perché non incontreremo mai fino almeno in finale se qualche ma tu stai italiana già ci dovesse andare. sognando, ma sveglia. No, siamo le tre italiane della parte del tabellone. Glielo il tiri tu lo Benfica. schiaffo, glielo tiro io. Ma io sicuramente esco, quindi vai tranquillo, tanto già a Napoli Anche festeggiano noi. il passaggio del turno, quindi io uscirò Ma noi sicuramente. sicuramente arriviamo là 3-0, sicuramente. Come a Napoli Ci festeggiano fanno lo il culo scudetto, a striscio. Napoli già festeggiano il passaggio Scusate del il turno, termine, ma poi la troveranno l'Inter o il Benfica in semifinale. Quindi, però, comunque per le italiane è stato un buon sorteggio, perché sei dal lato del tabellone, comunque tra le tre italiane e il Benfica. Quindi potrebbe essere che almeno in semifinale, se un'italiana potrebbe andare, sicuramente va, e una potrebbe andare anche in finale, non sa mai, dipende poi l'Inter col Benfica cosa fa. Esatto, se l'Inter dovesse passare col Benfica sicuramente ci sarà un'italiana in finale, quindi No. questo comunque per il calcio italiano è Tanta una cosa roba. buona, alla faccia di Barcellona, Paris Saint-Germain e quant'altro, che comunque con i soldi che spendono e quello che è... Io sono d'accordo, però da parte quando Sì, dico che se assolutamente, cioè il Benfica, ragazzi, il Benfica corre a è 200 all'ora rispetto no, al esatto, Porto. no, il Benfica, Cioè. se paragoniamo la rosa, Benfica e Inter, non c'è paragone, l'Inter No, è più forte. ovviamente. Ma come gioco uguale non c'è paragone, Il Benfica gioca molto meglio dell'Inter. Il problema del Benfica è che gioca a 100 cioè gioca esatto. molto meglio del Porto,
gioca a 100 all'ora, quindi In tu questo devi... momento meglio dell'Inter. Assolutamente sì, assolutamente sì. E lo stesso il stesso Napoli per il Milan. Cioè, io sono d'accordo. Cioè, se stiamo a vedere allo stato attuale delle cose, Benfica e Napoli vanno in semifinali allo stato attuale delle cose. E oltretutto, Poi da giocare, però. E oltretutto la rosa del Napoli, cioè non so se la rosa del Milan è più forte di quella del Napoli. No. Cioè, mentre l'Inter dalla sua la rosa più forte, non so se il Milan è più forte del Napoli, a dire la verità. La cosa bella è che una tra Manchester City, Real, Bayern, Chelsea. eccetera, e Chelsea, tolgo il Chelsea perché secondo me è quella meno forte, non Sul Chelsea parteciperà vince la perché già... Champions League. può essere, perché c'è già lo scontro diretto tra, ricordami, City, Bayern Monaco, c'è già lo scontro diretto. Ragazzi, e questa già è... una big si leva che enorme. secondo me se ne va via il City, perché il Bayern secondo me gioca molto, a livello di gioco parlo, gioca molto bene e molto meglio, perché una partita aperta secondo il me. City Io non sono assolutamente partita Troppo aperta. No, è apertissima. Ma però apertissima poi. Dai, ma facciamo come la Bobo TV pronostici, se ci state, anche se parliamo Allora, di Milan e allora, Inter, dai. Ventola. Parte Roberto. No, perché devo partire io? Mamma Fai mia, parte tu. L'ho proposto io, Va decido bene, io dai. chi parte. Allora, visto i festeggiamenti, rimango d'accordo. Napoli, io penso Napoli-Inter, giusto anche un po' per scaramanzia, e Real Bayern Monaco. Fede? Allora, io sono d'accordo su Real Bayern Monaco, ma penso più Milan Benfica. Io mi trovo d'accordo con Federico, nel senso Real Bayern Monaco assolutamente, però anche il City, ragazzi, non lo so. Vabbè, Real Bayern Monaco facciamo, anzi io azzardo, Real Manchester City. Anch'io. Io dall'altra l'azzardo parte? io. Dall'altro ovviamente Benfica Milan Inter, sicuramente. Eccolo No, lì. ecco, no. Io sono sicuro di una cosa, qua lo dico, se una delle due già al primo turno, cioè se tutte e due vincono la prima andata, ragazzi ci becchiamo ma sicuramente come io ne son sicuro di sta cosa qua, perché già io m'aspettavo nei sorteggi un Anch'io. Milan-Inter. Tu dici Cioè, a me col fatto che abbiamo letto settimana scorsa devono fare qualcosa per farci incontrare, Io col fatto che in semifinale potremmo incontrarci avendo il tabellone migliore. di una cosa son sicuro: andiamo avanti insieme o indietreggiamo insieme, nel senso che O se usciamo insieme usciamo o andiamo andiamo insieme. avanti. Io di questo ne son sicuro in un modo o nell'altro. Però in semifinale una delle, cioè se passano tutte e due semifinali, una delle due va in finale. Napoli-Benfica o Milan-Inter. Eliminate Cioè, tutte e due le squadre in No, semifinale, Inter e Milan le eliminano, così vince l'altra direttamente, siamo a posto così. secondo me Real Manchester City e Milan e Inter. E vedremo chi avrà ragione. Comunque siamo arrivati alla fine della legge del gol. Io ringrazio i miei compagni d'avventura, il buon Roberto Di Franco. Grazie, buona serata a tutti. Grazie Bob e buon Federico Montillo. Grazie Matteo e buona serata a tutti. Grazie caro Federico Montillo e invece anche il nuovo Mark. Nuovo. Grazie ragazzi, buonasera a tutti. E io, vabbè, un grazie a me, non me te lo l'ho fate, detto, l'ha già grazie detto te, Matteo. mamma mia, grazie mille Grazie e ci mille. rivediamo alla prossima Grazie puntata. mille. Avete ascoltato La legge del gol.